avevi una voglia che non ti sei mai tolta durante tutto il viaggio. Non sto parlando del Carso. Ah, la piadina! Voglio mangiare la piadina, voglio mangiare... La piadina si mangia a Rimini. Dai Benedetta, dai. No, basta. Non abbiamo nessuno che ci guida oggi. No, no. Mi pianto qua, Andiamo. È arrivata, sei contenta? È mia. Canale il canale. Una manager a bordo di un camper in viaggio per l'Italia. Tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Ragazzi, c'è il mio assistito che è in camper da 2 ore. Non si alza dal letto, non vuole parlare. Io ho provato e non c'è verso. Io sono 5 anni che lo seguo, 5 anni che gli faccio da manager. Io non mi sono mai trovata nella condizione di non sapere come prenderlo. Adesso ho pensato magari di far finta che sia una diretta e io lo prendo così alla sprovvista, magari lui ritorna nel suo habitat, video così con voi, magari capiamo cos'ha. Proviamo. Canal, siamo in diretta, sto facendo un video in diretta con i tuoi follower, no? Ciao. Festa grande! Ecco, subito cambia subito. Cosa c'è? Tu... Eh? Ma che Veneto? Ti manca? Veneto! Ti manca? Veneto! Nemico lì! Ho capito, ma adesso torniamo, Canal. Non è questo l'atteggiamento giusto, non è neanche bello che loro ti vedano in queste condizioni. Facciamo un... Canal, ho un'idea. Tu, Canal, devi fare il grande salto. Si va all'estero. No, Sì. non ce la faccio. Sì, ascoltami. Io che sono la manager so che l'artista è pronto, lo sento, un momento di sconforto, ok, ma sono gli artisti, voi siete un po' così. Ti prometto, andiamo all'estero, ti fai conoscere, poi tu lì sarai felice, perché lì tu sarai... Festa grande! Sì, ma per davvero. E poi dopo Vai Mona! Vai Mona e ti torna a casa e tu torni contento. Fai una promessa a loro, promettilo. Ok, dai, andiamo all'estero. All'estero. A farmi conoscere anche lì. E poi a casa diretti. Andiamo all'imbarco, su. L'imbarco? Sì. Questo non è Dai, Benedetto! Dove stiamo andando? Dammi la mano, va, siediti. No, questa è una buffonata. Guarda dove ti porto. Carino, ma non è casa mia. Ma non sai ancora dove stiamo andando? La bandiera? Tu che sei un grande conoscitore? Scusi, ma siamo a San Marino? Sì. La Repubblica di San Marino. E siamo all'estero. Geniale manager, grazie, ho capito tutto il piano diabolico. Cioè? Testare la mia popolarità all'estero, far conoscere il mio proseguo superiore all'estero. Hai capito tutto, bravo! Che bello, manager. Fai un saltino. Ma non c'è nessuno all'estero oggi. Nessuno proprio. Covid. Sono io. Vuoi fare una foto con me? Non mi ha riconosciuto? È passato un'altra volta qui. Sì. No, non sono mai venuto qua io. No, io sono canale. Festa grande. Non lo so, cioè. Niente. Sei canale? Sì, sul canale. Ti prego, un serio. Certo, posso farlo io? Mi conosci lui, Conoscono? Ma sì che ti conoscono. Canale, sei tu. Oh. Influencer e sponsorizzi il vino. Mi chiamo Canale io. Sono contento, anche loro mi conoscono, qui all'estero mi conoscono tutti. Però ancora non conoscevate il canale numero 5. Ci sta, è appena uscito. Canale, sei agitato? So che piace in Italia. Ma all'estero piace? Chissà. È buono. Buonissimo. Piace anche all'estero, Canale. Piaci tu, piace il vino, ma... Non vedo l'ora di raccontarlo a mia mamma, dai, Benedetta, dai. Ma scusa, Canale, non volevi andare a casa a tutti i costi? Adesso andiamo a casa. Sì, ma infatti ci fermiamo 5 minuti a casa di Gianni Morandi. Gianni Morandi? Sì. Gianni, buongiorno. Finalmente, come stai? Bene, l'appoggio lì il vino. Dai, ma tira fuori la bottiglia. Una è per Anna, questa è per te. Bellissimo, fai vedere? Fantastico, grazie. Eravamo tutti preoccupati, seriamente. Adesso metto un palmare, poi non si piega. Beh, non tocchiamo, lasciamo stare, non tocchiamo. Gianni, io ti spiego perché ti ho cercato. Abbiamo fatto il Giro d'Italia, la persona che più unisce l'Italia da sempre, tutte le generazioni, No, dai, tutte le regioni, da destra a sinistra. Accontenti tutti. Stai suonando il violino. È la verità questa. Dovevo concludere così, grazie. Il vino lo apprezzo e anche la tua presenza, la vostra presenza. Grazie. Gianni, io ti ho Importantissimo. lasciato dentro la cartina di casa mia. Paradiso libero. Sì, per fare le passeggiate con Anna. Volentieri. Allora, Anna adesso ci fa una foto tutti Perfetto. insieme. Mi raccomando,
Su Benedetta, dai Benedetta! Dopo 4300 km fatti col camper, gli ultimi metri li facciamo a piedi e andiamo dove ho invitato Gianni Morandi, a casa della Giusy e Luigi. Ma dai, ma ci lasciano? Ho chiamato, ho chiesto. Ah, ok. Dai Benedetta, dai! Ma che pendenza! Se il bello vuoi vedere, un poco devi soffrire. Non mi pareva così però, Dai Benedetta, dai! Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati a casa, quella casa che aspetta tutti gli influencer che abbiamo incontrato. Fa vedere che così proprio dicono: se non ci vado sono proprio stupido. Che occasione che avrei perso se non ci fossi andato. Che bravo coi verbi! Ho girato l'Italia, ho imparato l'italiano. Questo brindisi per me, per te, per Nicolas che oggi non c'è, Ciao Nicolas! e per tutti quelli che ci hanno seguito, Che ci hanno supportato! per quelli che ci seguiranno, per quelli che ci supporteranno, per Gianni Morandi che lo aspettiamo qui sulla casetta di Giusy e Luigi. Fa Qua vedere. Gianni, qua, seduto qua. Così vede il panorama. Evviva! Ma che festa grande! Vedi anche tu pacco. Va bene, è bel pacco. Swipe up per comprarlo. Ah, pacchetto completo? Pacco completo. Pacco completo! Evviva! Evviva! Ciao!